Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di un libro magico che pochi possono avere e chi li ha, no? E chi lo ha, no? Questo libro magico è un simbolo e un segno molto importante. Oltre ad avere chiaramente il talismano del vostro maledetto veneziano, chi ha già acquistato questo e ha anche quel libro che presenterò, c'è qualcosa che non va, nel senso positivo. È una persona, dal mio punto di vista, al di là, no? Ma perché posso testare questo? Perché verso i 7 anni, il vostro maledetto, 7 anni e mezzo per dire la verità, è stato tirato sotto da una moto delle forze dell'ordine perché volevo imitare Speedy Gonzales e attraversare una strada e questo povero vigile, poverino che era in macchina, no? Cioè scusate, che era in moto, una moto Guzzi 850, mi ha travolto, era colpa mia, perché gli ho attraversato la strada, no? E ho preso una botta, sono caduto, sono passato su, il mio corpo astrale si è staccato dal mio corpo fisico, sono passato su nel tunnel e per un'ora e mezza sono stato su in questa luce stupenda cercando Gesù bambino e tutti gli angeli, ma non ho trovato nessuno. Però ho trovato quelle persone che abitavano in quel paese prima che io arrivassi, erano persone che ormai avevano lasciato il corpo fisico e mi hanno parlato di tante cose, del mio futuro, mi hanno fatto vedere tante cose, mi hanno detto se volevo tornare giù. Ma la cosa importante è che mi hanno fatto vedere certe cose a livello umano. Quando sono tornato indietro, la prima cosa che ho voluto fare, visto che ero diventato la star del momento, no? Che praticamente il medico mi aveva già visto defunto, mi aveva raccolto, portato, mi avevano già portato praticamente all'obitorio. Chiaramente sono diventato la star del momento e da in cima mi hanno detto, guarda, vai a parlare al sindaco e al prete e spiegagli certe dinamiche, no? Però loro chiaramente non ti crederanno, però tu fallo perché è il karma. E io avevo 7 anni e mezzo, sono andato a... cioè loro sono venuti a parlare con me. Ma chiaramente, diciamola così in modo molto elegante, queste persone qui volevano il loro potere, no? Erano attaccate alla materialità. E le cose che mi avevano detto quelli, i vecchi, no? Di quel paese lì, il sindaco e il prete non gli interessava. Morale della favola, non gli interessava. Però su, no? Mi hanno detto, ricordati il libro magico dei sette draghi. Vedete? In quel periodo lì il sindaco per fermarmi, no, aveva commissionato dei veggenti di venirmi a trovare a scuola. No? Questi veggenti venivano a trovarmi a scuola mentre facevo lezione, visto che in quel momento lì storico il sindaco, io sto parlando più di 50 anni fa, per essere preciso, era una persona molto potente e queste persone qua riuscivano a farmi vedere in una forma di trance questo libro qua. Mi dicevano, quando avrai questo libro sarai potente. Ma cosa è successo? È successo che poi, vabbè, varie storie, adesso non sto qui a contarla su lunga, è successo che quando avevo 30 anni, mi viene a trovare nel mio ufficio una che diceva che era veggente, adesso io stringo, no, questo racconto. Mi racconta tutto il mio passato, che in fondo era un po' un passato da spartano, e poi mi racconta tutto il mio futuro. Ma la cosa che mi aveva colpito è che aveva parlato di questi sette draghi, che io avevo sentito, io avevo 30 anni quando è venuta, l'avevo sentita a 7 anni e mezzo, questa storia qui dei draghi, sia su che giù, no, da questi veggenti, no? E però non mi ricordavo come avrei avuto questi libri, questo potere, no? E, e la tipa veggente mi ha detto, guarda, a te i sette draghi non te li toglierà mai nessuno, sono tuoi, perché sei un bravo padre di famiglia, vuoi bene i bambini. È stata a venire a parlarmi in un'oretta del mio futuro, e si è rivelato tutto, mi ha detto che ero un bravo radiestesista, che avrei difeso tante donne, che avrei messo i circuiti, avrei donato all'umanità gli e-book e avrei dato l'Italia, la radionica, la radiestesia alla portata di tutti. Insomma, mi ha spiegato in grandi linee tutto il mio futuro. Ma la cosa importante, l'ultima parola che mi ha detto, che io mi ricordo, a te i sette draghi non te li ruberà nessuno, sono tuoi. E io gli ho detto, ma dove li compro questi sette draghi? I sette draghi non si possono comprare, si possono avere.
cioè è un dono che dall'alto ti viene dato. Il succo era questo. Chiaro che il libro l'ho dovuto pagare, ma cari amici, questo libro qui lo possono avere solamente i prescelti, nel senso che ci sono gruppi misterici che mettono cancelli davanti alle teste delle persone per fare in modo che solo alcune persone, quelle elette, quelle che vanno su e scendono, o quelle che sono karmicamente pronte ad avere questo libro. Quindi questo libro qui, cari amici, non può averlo nessuno che non ne sia predestinato karmicamente, no? Vedete? Qui state vedendo. Costa 75 euro e è edito da Pierluca Pierino e dalla Rebis, no? Quindi, stringendo, è un libro impegnativo, ma già averlo è un simbolo importante, è un segnale che i cancelli mentali sono potenzialmente aperti. Chiaro che, come ho sempre spiegato, la magia non è per tutti, ci vuole un certo feeling, ci vuole una predisposizione, non è come accendere la luce che funziona tutto, ma già averlo in casa, no? Questo libro è un segnale forte che siamo sulla strada giusta. Poi in futuro farò altre pillole e parlerò in dettaglio di questo libro. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!